fotografo del Corriere. Oggi è la prima azione che facciamo nella città. Usciamo con quell'immaginario della banda, ok? Del plotone di cittadini che vanno verso il mercato di Rialto. Quindi state partendo per partire con la vostra nave, siete un gruppo di marinai, quindi come vi schierate non in fila indiana come a scuola, ma in realtà come un plotone compatto, tutti insieme. Avete i vostri strumenti musicali, va bene che si vedano, non è un problema. Teniamo ok, nostro cerchio, carichiamo nave, anche lì Bettico, calma, pacco 1, pacco 2, pacco 3, tiro corde, stiamo per partire, felici, canticchio. Quindi drammatizzate perché siete delle maschere, quindi il gioco del grottesco, guardate come vi abbiamo truccato, lo spingiamo al massimo oggi, perché comunque ragazzi, qua abbiamo una regina del lavorare in piazza, devono essere a 1000 perché se no vi mangiano, perché ci sarà tutto il pubblico della gente che frequenta il mercato. I marinai vedono l'arrivo della tempesta improvvisamente al mercato di Rialto come se la barca fisicamente fosse lì. Arrivati a questo punto andiamo nel mercato, pescivendoli, lavoro grottesco di vorrei quelle cose, no, oggi vendiamo solo i turisti, pantomima, non si parla. Dall'altro lato invece dove vado a dormire, dove vado a mangiare, perché la riflessione va a cadere sulla città, cioè sull'abitare, sullo stare qui. Vi spegnete quando il maestro finisce di suonare, cioè vi spegnete, vi beccate l'applauso, vi girate e vi beccate l'applauso. Quindi ce l'avete. Questa grida! Ci sono mostri, paura dei fantasmi. C'è da mangiare, va bene. Si mangia, si dorme. Ci sono dei mostri, ci sono dei mostri sicuramente. Ci sono mostri, ci sono... Dove dormiamo? Ci sono mostri, fantasmici. Ma dove posso andare a dormire? Da me, venga da me. Dove vado a dormire? Figurati adesso. Hai visto come fa lei? Ma ci date un letto? Sono dei mostri forse. Forse io li vedo, ma c'è anche cibo lì. Vado a dormire? Dove vado a dormire?
Bene, allora concludendo, chiudiamo la stessa ragazzi, diamogli una chiusa. la chiusa oggi ha un'essenza di vita vera, sensazioni, emozioni, un regalo della vita, vivi la vita finché c'è.